Il progetto del Geoparco ha impegnato l'assessorato della regione per mettere insieme 12 comuni diversi. Come andate? Qual è l'obiettivo? Sì, è stato un impegno importante. Oggi con tutte le amministrazioni comunali coinvolte verrà siglato l'atto finale di questa prima fase del percorso, che ha messo appunto assieme tutti i comuni del Carso, della provincia di Gorizia e di Trieste per lavorare in un percorso finalmente comune e condiviso. L'obiettivo qual è? È innanzitutto quello di arrivare all'istituzione di un geoparco regionale che, collaborando con gli amici della vicina Slovenia, abbia le potenzialità per diventare poi un geoparco transnazionale, quindi internazionale, in modo da rientrare nella rete mondiale dei geoparchi che ha il patrocinio dell'UNESCO. Quindi un percorso che vede finalmente il territorio unito per lavorare all'ottenimento di un riconoscimento così importante e per far conoscere in tutto il mondo quello che è il patrimonio geologico di questa regione, un patrimonio eccezionale che ci permette di dire che il nostro è un Carso classico, quindi tra i pochi al mondo. È un percorso che punta proprio a valorizzare l'ambiente, insomma il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Lavoriamo con determinazione perché da questo progetto ne possono nascere sicuramente delle ricadute positive anche in termini di sviluppo economico e sostenibile. Aiuterà il turismo? Certo, assolutamente, abbiamo alcuni anche esempi che possono fare a modello, c'è ad esempio il Portogallo che ha visto con l'istituzione di un geoparco senza dubbio numeri importanti, non soltanto di crescita in termini di visitatori ma anche di giovani, quindi questa è una cosa molto bella perché alla fine diventa un grande progetto sì di rilancio di un territorio ma anche un grande progetto di educazione ambientale rivolto ai più giovani ed è assolutamente una sfida sulla quale vale la pena di impegnarsi.